Eboli, quelli della Pesaro Migros, con numero 1 Mammarella, con numero 3 Bueno, con numero 4 Patricelli, con numero 7 Indiero, con numero 8 Guido, con numero 9 Calderolli, con numero 10 Piazzulito, con numero 11 Mi devo segnare i due quintetti. Quintetti iniziali, me l'ha chiesto la divisione. Ora devo provare a farli appena si posizionano. Quartetto rapido. Sta con la tuta Fornari. Massimo. Buonasera e benvenuti al Palarigopiano di Pescara. Inizia tra pochi istanti Acqua e Sapone, Unigros, Feldi Eboli. Un'altra giornata del campionato di Serie A Futsal, l'11ª di andata per la precisione. Formazioni: la Feldi Eboli con Lion, Fiuzza, Romano, Spisso, Fornari, Tres, Saponara, Ercolessi, Boaventura, Mancia, Bagatini, Poletto, Caponigro e Lielmi. Allenatore signor Cipolla. L'Acqua e Sapone Unigros con Mammarella, Uenu, Patricelli, Liviero, Murillo, Calderolli, Jesulito, Ghi, Mambella, Coco Wellington, Jonas, Nicolodi, Roscia e Dudu. Allenatore Massimiliano Bellarte, che oggi compie 42 anni, il compleanno del coach pugliese. Arbitrano Cursi di Iesi, Zanfino di Agropoli, Crono, Malandra di Avezzano. Partita iniziata da 15 secondi. Vi diciamo anche i quintetti: Mammarella nell'Acqua e Sapone con Murillo, Calderolli, Jesulito e Jonas, mentre la Feldi risponde con Lion, tra i pali Romano, Boaventura, Bagatini e Mancia. Curiosità: tra i 14 della Feldi Eboli c'è Jader Fornari, solo in tuta per onor di firma, infortunato, non potrà essere della partita il pivot della squadra campana. Qui Murillo è andato giù, c'è qualche protesta ma gli arbitri lasciano proseguire. Allora molto velocemente con Antonio Ricci una presentazione di questo match. Buonasera, vedo una buona partenza da parte dell'Acqua e Sapone, con una grossa pressione in prima linea e qualche difficoltà di palleggio da parte degli avversari. L'inizio Bellarte ha scelto un quartetto molto rapido, quindi almeno per il momento vedremo, come in questo caso, delle soluzioni a due molto rapide. Allora andiamo in cronaca diretta. Attenzione qui a Murillo col sinistro sul secondo palo, lascia scorrere il pallone Mancia, c'era Calderolli alle sue spalle, rischia qui la Feldi Eboli. Gli arbitri tra l'altro assegnano la rimessa laterale alla Feldi e non all'Acqua e Sapone. Protesta Calderolli, va a battere
Sergio Romano. Insomma, una partita con tanti volti noti da queste parti, che tornano a giocare da avversari contro l'Acqua e Sapone Unicross. Uno è proprio Sergio Romano, l'altro è Marco Ercolessi, il capitano attuale della nazionale italiana, che siede in panchina, e poi c'è il secondo portiere della Feldi Eboli, Luan Fiuzza. Ma tra i pali oggi c'è Lion Freitas, che, attenzione, qui alla botta di destro di Marco Boaventura. Lion Freitas, che ha già cominciato a far vedere uno dei suoi colpi del repertorio, ovvero l'uscita dai pali per venire a giocare come quinto di movimento, cercare di calciare in porta. Eccolo qui col destro tra le braccia di Mammarella, che rinvia subito per Calderolli. Il controllo di Calderolli, che è solo in mezzo a una selva di maglie rosso-blu. Qui mancia contro l'ex compagno di squadra Jesulito. Erano insieme a Napoli nella passata stagione, il numero 92 della Feldi. Spagnolo ma naturalizzato romeno, quindi rappresenta la Romania a livello internazionale con la selezione romena. Capitan Murillo, prima partita da papà per Capitan Murillo, che ieri è diventato genitore della piccola Olivia. Sono arrivati anche dal Brasile i nonni, i genitori del capitano. Facciamo gli auguri anche in diretta a Murillo Ferreira, che insieme a Stefano Mammarella poi partirà proprio domani per la spedizione della nazionale italiana in Slovenia per una doppia amichevole preparatoria all'Elite Round di qualificazione ai campionati europei, che si svolgeranno in Portogallo alla fine di gennaio. Antonio, Lion, una delle grandi risorse della Feldi, anche in un palazzetto piccolo come questo. Sì, credo, ma già dalle prime giocate comunque utilizzano Lion, è un portiere che ha grandi qualità con i piedi, quindi dà possibilità tattiche e alternative diverse sia in appoggio ma anche in realizzazione. Intanto Bellarte ha chiamato sul parquet Douglas Nicolodi. Fuori Jesulito per il momento. Sono passati 3 minuti dall'inizio della partita, ancora un po' bloccata, le squadre stanno cercando un po' di entrare nel match, di carburare prima di cominciare a darsele, per usare un gergo pugilistico. Murillo sulla parallela destra per Calderolli. Calderolli non riesce a controllare, ancora una rimessa per la Feldi, che ancora una volta andrà a battere Sergio Romano. Si prepara ad entrare anche Ghi nella squadra di casa con il numero 11, mattatore del turno infrasettimanale contro la Todis Lidio di Ostia, una tripletta che lo ha fatto salire nella classifica marcatori della Serie A 9 reti, ad un passo dalle primissime posizioni. Calderolli, possesso del pallone ancora dell'Acqua e Sapone Unicross. Jonas, gran tocco per Calderolli, il piatto destro di Calderolli di prima intenzione, Lion battuto, la palla che esce davvero di un soffio. E sulla ripartenza Marco Boaventura porta in vantaggio la Feldi. Clamoroso al Palarigopiano, direi. Mister, commenta questo episodio. Beh, c'è stato un attimo di incomprensione tra le panchine. In una fase di non possesso è stato cambiato un cambio, è chiamato un cambio, e quindi Murillo andava verso la panchina ma non era pronto il cambio, e quindi si sono ritrovati con difesa non schierata e a prendere gol. C'è una cosa da dire, oggi Fornari credo non sia disponibile alle notizie che abbiamo, però per il momento sta facendo molto bene Bagatini, e credo che l'Acqua e Sapone deve trovare rimedio a
coprire un pochino quella linea di passaggio immediata tra la linea di palleggio e Bagatini, perché ha ricevuto un numero importante di palloni e quindi tatticamente è una correzione che dovrebbe essere effettuata. Intanto è entrato sul parquet dopo il vantaggio anche col numero 15 per la Feldi Eboli Poletto, e con il numero 11 Tres, doppio cambio per Cipolla, che sta preparando anche Marco Ercolessi, gli sta dando indicazioni in piedi davanti alla panchina, mentre Bellarte ha inserito poi Ghi, Coco Wellington e Dudu Farias, esordio assoluto nella stagione. Qui il sinistro di Nicolodi, una delle armi più pericolose dell'Acqua e Sapone Unigros. Dicevamo di Dudu Farias, numero 30, qui l'ultimo italo-brasiliano che marca Poletto, esordio assoluto nel campionato attuale, in generale nel futsal italiano, arriva per la prima volta nel nostro campionato, 23 anni. Si allenava da agosto con la squadra di Bellarte, ma per mancanza ovviamente di documenti per la nazionalità italiana ha dovuto attendere 3 mesi e ora finalmente è a disposizione. Oggi prende il posto di Luciano Avellino, che deve ancora smaltire dei problemi ad un piede dopo la squalifica che gli ha fatto saltare la partita di Ostia. Riposa anche oggi e tornerà venerdì contro la Meta Catania. Attenti a Poletto, cerca l'aggancio, non ci riesce, protesta moltissimo qui la Feldi. Qui Ghi fa tutto da solo, una botta di destro di Ghi. Lion si deve allungare con le mani per deviare il pallone fuori. Numero di Ghi che infiamma il Palarigopiano, nuovo beniamino del pubblico, il pivot arrivato dalla Liga portoghese. Qui Nicolò di sinistro, ancora Lion. Ancora un piazzato in attacco, qui Dudu col destro a giro, non trova la porta. Ricomincia la Feldi. Tres, Ercolessi, mancia Poletto, aggredito da Coco. Duello tra i due, alla meglio Coco aiutato da Dudu. Possesso ancora per l'Acqua e Sapone. Ma occupa bene il campo la Feldi, fatica a far circolare il pallone la squadra di Bellarte. Ancora Ghi, controllato da Ercolessi, tutta esperienza per l'ex nerazzurro capitano dell'Italia. Qui Poletto, spalle alla porta, duello con Nicolodi, lo aiuta anche Ghi in raddoppio, recupera il pallone l'Acqua e Sapone. Dudu in bello stile col tacco, fa partire Nicolodi. La partita si sta accendendo, Antonio, molto velocemente la partita è entrata subito nel vivo. Sì, ci sono stati cambi dei quintetti, anche se potrebbe sembrare meno dinamica in questo momento il quintetto dell'Acqua e Sapone, ma ha messo molta forza fisica in campo e questo si vede. Ci sono state delle belle occasioni perché... E qui clamoroso quello che succede dopo 6 minuti e 16 secondi. Il pallonetto di Coco scavalca Lion, si stampa sull'incrocio, arriva per il tap-in facile facile a porta vuota Ghi, colpisce male di testa a porta vuota, palla alta. L'Acqua e Sapone si divora la palla del pareggio. 13 minuti e 20 secondi all'intervallo. Ancora Dudu. Circola un po' troppo lentamente ora il pallone tra i giocatori di Massimiliano Bellarte, infatti difficile trovare passaggi scoperti. Esce Dudu, torna in campo Murilo Ferreira. Tornato in campo Bagatini, il nazionale francese, col numero 14, uno dei volti nuovi della Serie A 2019-2020.
ha avuto un ottimo impatto, come ci diceva anche Mister Ricci, sul campionato e su questa partita. Occhio qui a Tres, niente da fare. Allora Antonio parla. Anche perché Cipolla, avendo allenato in Francia, probabilmente ha avuto la possibilità di osservare, quindi per noi del campionato italiano magari è una novità, ma il Cipolla magari conosceva bene le caratteristiche di questo giocatore. In questo momento c'è stato un momento dove l'Acqua e Sapone aveva dei grandi tiratori e infatti hanno approfittato e si è resa pericolosa con 3 tiri nell'arco di 1 minuto. E credo che anche questa sia un'altra buona soluzione, oltre. Qui ancora una grande occasione, Nicolò di solo davanti a Lion. Antonio, ti facciamo finire la frase. Ancora una rimessa in attacco per l'Acqua e Sapone Unicross. Allora continuiamo a seguire l'azione, visto che il possesso è ancora per la squadra di Bellarte. Coco Wellington ricomincia il possesso dei nerazzurri con Ghi che deve arretrare, ripartire da Nicolodi. Ancora Ghi, si gira molto bene Ghi, incrocia col sinistro, palla alta. A te Antonio. Magari in questo momento può sembrare un gioco meno fluido da parte dell'Acqua e Sapone, però c'è da dire una cosa: riesce benissimo Massimiliano a dare più soluzioni a questa squadra, scegliendo un quintetto iniziale rapido e di grande palleggio, e ha dimostrato di avere tante soluzioni. Mettendo magari un quintetto un po' più statico, usando anche chi nella posizione naturale da pivot, si è resa più volte pericolosa, quindi dovrà ancora magari cercare di quadrare qualcosa, ma complimenti anche all'Eboli perché è riuscita a limitare i danni nel difendere bene entrambi il gioco, sia il gioco a 4 che il gioco con il pivot. Intanto c'è time out chiamato da Massimiliano Bellarte proprio sotto la nostra postazione. C'è il classico momento con la lavagna in cui ha spiegato alcuni movimenti il coach nerazzurro. Si torna in campo, c'è anche Cresulito con Jonas, Coco e Murillo, quasi il quintetto iniziale in sostanza, ma cambia solo Calderoli. Però c'è Dudu che riprende di nuovo posizione in marcatura su Bagatini. Rinvio lungo di Lion, Boaventura mancia Bagatini, Boaventura suolata per Ercolessi, provano a scappare, Coco di forza, Chesulito mette un pallone in verticale a metà tra un tiro e un passaggio, finisce tra le braccia di Lion. Allora la Feldi può ricominciare, Feldi che ha rischiato qualcosa qualche istante fa ma che sta tenendo bene il campo. Bravo Dudu qui in anticipo su Boaventura, ma sulla seconda palla non c'è nessuno, quindi ancora la Feldi con l'ex Ercolessi. Di nuovo Dudu, un po' a tutto campo, il volto nuovo di questa partita dell'Acqua e Sapone Unicross. Chesulito sulla destra, rientra sul sinistro per Dudu che calcia addosso a Jonas. Non è neanche fortunata l'Acqua e Sapone in alcuni episodi. Allora si ricomincia con pazienza, con la Feldi tutta racchiusa davanti all'area di rigore. Coco salta di netto Boaventura, gran palla per Chesulito. Chesulito all'indietro per Dudu, il destro, e Lion si distende sulla ribattuta. Va a calciare Jonas, credo che abbia trovato una deviazione. Sì, è un angolo per l'Acqua e Sapone Unicross qui. Bravo Dudu e bravo Lion, già qualche parata importante per il portiere col numero 2 della Feldi. Tenti ancora Dudu, il destro a giro, Lion non trattiene, Jonas sulla ribattuta, un altro tap-in sprecato.
da pochi passi, altra chance mancata per pareggiare dell'Acqua e Sapone Unigross. Attenti, qui c'è Jonas che va giù, protesta molto Jonas con il secondo arbitro, era a 2 passi l'arbitro, probabilmente ha visto bene, forse Jonas, anche se leggermente toccato, potrebbe aver accentuato la caduta, quindi il pallone gli è stato comunque deviato. C'è un altro angolo per l'Acqua e Sapone Unigross, lo va a battere Jesulito, lungo per Nicolodi, sinistro al volo di Nicolodi che sfiora il palo. Lion non l'aveva visto sbucare, era rimasto fermo. L'Acqua e Sapone che sta giocando una buona partita adesso, ma deve rimontare lo svantaggio. Qui Dudu, un grande anticipo sul Romano, va a terra Dudu, protesta forte con grande veemenza, ma la rimessa è per la Feldi. Ora la partita è incandescente, anche molto divertente. Ancora Boaventura, Romano. Scappa Tress, allora Romano preferisce giocare con Lion. Poi l'apertura per Poletto, regala il pallone all'Acqua e Sapone, esce Dudu, torna Murillo. Antonio, forse ora a metà di questo primo tempo l'Acqua e Sapone avrebbe almeno meritato l'1-1. No, ha espresso veramente un bel gioco, creando un'infinità d'azioni che solo per difficoltà proprio nell'esecuzione finale è mancato il gol. Tutte e due però devo dire stanno esprimendo comunque un bel gioco, e tutte e due rivolte a cercare di fare gioco, e quindi dando un bello spettacolo. Ci sono proteste di Nicolodi, Murillo lo richiama a riprendere posizione. Senti, qui a Poletto si ritrova tutto solo, Mammarella ci mette una mano, poi di nuovo Poletto su Mammarella a terra, commette fallo, calcio di punizione per l'Acqua e Sapone Unigross, primo fallo della Feldi. Ha rischiato qualcosa qui l'Acqua e Sapone Unigross. Murillo lungo per Ghi, controllo con il petto di Ghi, tiene il pallone in campo, appoggia a Nicolodi, poi rotazione con Jonas e Murillo. Di nuovo Murillo va a sbattere contro Tress, rimessa per l'Acqua e Sapone, esce Jonas, rientra Calderolli. 8 minuti e 30 alla fine di questo primo tempo. Ghi contro Romano, Ghi, il palo clamoroso, gran numero di Ghi, 1 contro 1 con Romano, e poi la botta di destro sul primo palo. La palla torna in campo. Anche Ghi non è fortunatissimo, Antonio. No, in questo momento è andato più volte a conclusione, rendendosi pericolosi sia con tiri da fuori che da conclusioni ravvicinate, ma in questo momento, o per un motivo o per un altro, per imprecisione all'ultimo momento, come il colpo di testa, o come adesso per Ghi, rosso diretto per Ghi. Scusate, l'arbitro ha fatto un errore, ha estratto il rosso, Antonio, poi ha invertito i cartellini. Cartellino giallo per Ghi, una spinta abbastanza netta che
incendia il clima qui sul parquet. Cosa era successo, Antonio? Ma delle volte gli arbitri non rischiano di scambiare la forza agonistica, e chi ne ha da vendere l'ha dimostrato in queste partite con la scorrettezza. Quindi ero rimasto preoccupato quando ho visto tirar fuori dall'arbitro il cartellino rosso, giusto il giallo, perché era una buona occasione da gol, quindi non aveva possibilità di recuperare la palla ed è stato commesso un fallo, quindi normale. Quindi ci sarà un calcio di punizione per la Feldi Eboli proprio sotto la nostra postazione. Credo che stia prendendo una lunga rincorsa Romano, ma è una finta per far calciare Tres forte sul primo palo col destro, non trova lo specchio. L'azione può ricominciare da Mammarella. 8 minuti alla fine del primo tempo, ancora un duello tra Ghi e Tres. Qui Ghi sbaglia il passaggio, Boaventura intercetta, riparte la Feldi. Murillo anticipato da Poletto, dappertutto il numero 15, Ghi commette un altro fallo, è il secondo dell'Acqua e Sapone, entrambi commessi dal pivot col numero 11, che deve stare attento perché col clima che c'è adesso rischia grosso, rischia anche di lasciare il campo in anticipo. Sarebbe da richiamarlo un attimo in campo per farlo, in panchina, per farlo respirare, perché delle volte magari la transagonistica, come si dice, può fare brutti scherzi. In questo momento è determinante perché dà un altro fallo adesso. Ecco. È qui Bellarte, infatti ascolta il consiglio di Antonio Ricci, richiama Ghi in panchina, ha bisogno sicuramente di prendere aria il numero 11, 3 falli commessi nel giro di un minuto, un cartellino giallo, sono un rischio enorme. Nicolodi, ricomincia l'azione dell'Acqua e Sapone, nuova circolazione di palla più orizzontale che verticale. È ritornato a un quintetto rapido, quindi ci aspettiamo delle giocate con dei giochi a due che Massimiliano... Calderolli, tu per tu con Mancia, Calderolli prima sul destro, poi calcia col sinistro. Mancia non perde la posizione, lo blocca. La Feldi può ricominciare, ma Tres sbaglia il servizio per Poletto. Ora Antonio, Poletto sta giocando più di Bagatini in questa fase. Sì, in questa fase gioca di più, tutte e due nelle stesse posizioni, però forse è un po' più dinamico e meno bravo come spalla alla porta Poletto, però tutte e due stanno dando un grosso servizio al gioco dell'Eboli, appoggia moltissimo l'Eboli, vedi anche come in questo caso Lion che cerca direttamente il pivot. Attenti a Jonas, il sinistro, passa tra le gambe proprio di Poletto, ma Lion lo riprende, allora si distende la Feldi, qui si gira molto bene Poletto sulla banda destra, Mammarella, poi Murillo, il tocco di Murillo, ci arriva con un pizzico di ritardo. Lion mette il pallone in angolo, intanto è andato a terra un giocatore della Feldi, qualche problema, deve entrare lo staff sanitario della squadra campana, forse ci sembra proprio Poletto, Antonio, che sia andato a terra. Qui Murillo è arrivato un po' in ritardo su una gran palla. Su questo movimento ho rivisto un pochino l'Acqua e Sapone dello scorso anno, dove Tino Perez prediligeva molto questi giochi a due rapidi con taglie nell'occupazione dello spazio, e poi insomma Jonas ha dato una palla d'oro a Murillo che per poco e per l'attenzione di Lion non è riuscita a segnare.
Intanto è uscito proprio Poletto, tornato in campo Bagatini, qui il destro di Calderolli sul primo palo in spaccata, Lion si salva. 6 minuti alla fine del primo tempo, 1-0 per la Feldi Eboli al Pala Rigopiano, si gioca prevalentemente nella metà campo ora dei campani, l'Acquasapone che preme ma non riesce a trovare il pareggio tra legni, imprecisioni e belle parate anche di Lion Freitas. Calderolli se ne va sulla destra, trova ancora la porta, c'è Lion in due tempi, riesce a bloccarla, Chesulito non ci arriva per il tap-in. Nel frattempo sugli altri campi è appena iniziata Petrarca Padova Genova, mentre è iniziata alle 18 Cyber Tellaniene e Color Max 2-1 per la squadra romana, mentre Camedosson Lido di Ostia sono sullo 0-0. Tutte le altre hanno giocato ieri. Qui Romano, grande intervento di Dudu, riparte l'Acquasapone, Chesulito velocissimo, prova a fare tutto da solo di punta col sinistro. Arrivava anche Dudu a destra e Jonas sull'altro versante a sostegno dello spagnolo. Chesulito cerca da solo la porta. Jonas gira col destro. Sono tutte maglie rosso-blu davanti al Lion. Ora Mancia, pallone sul fondo all'indietro per Bagatini che calcia. Cinque minuti alla fine del primo tempo. Romano, Boaventura, ancora Bagatini, duello con Dudu, a terra Bagatini, Cursidi si fischia il fallo a favore della Feldi Eboli, dice c'è stata una spinta, mima la spinta. È il quarto fallo dell'Acquasapone. L'arbitro marchigiano richiama Bellarte. Troppe proteste, dice, sulla panca nerazzurra. Ora anche la gestione falli, Antonio, 5 minuti dalla fine va tenuta sotto controllo. Sì, comunque è bello vedere, sono due squadre che stanno prediligendo tutte e due il gioco offensivo, non risparmiandosi in nulla, e quindi capisco anche la difficoltà in questo momento nelle valutazioni degli arbitri, anche se sinceramente probabilmente Dudu deve ancora... Deve ancora, magari ancora non gli è chiaro il fatto che qui in Italia purtroppo, io dico purtroppo, non viene accettato per niente il contatto fisico, specialmente con l'uomo girato di spalle. Sì, questo quarto fallo di Dudu sicuramente era da rivedere. 4 minuti e 20, Lion calcia da casa sua praticamente con il destro, trova soltanto i tabelloni pubblicitari, qui Chesulito per Jonas, Jonas da posizione molto defilata, trova però il piede di Ercolessi, i due sono stati compagni di squadra tanti anni fa nella Marca Futsal. Coco Wellington cerca in area, Jonas trova soltanto i giocatori dell'Eboli, ancora il destro a giro di Dudu, anche questo ribattuto. Dudu, Jonas, ancora Lion in due tempi, poi Jonas prova il tap-in, protesta sul Lion, azione da rivedere. Ora sono un po' nervosi i giocatori di Bellarte. Tornato in campo Ghi. Coco Wellington ancora proprio per Ghi, 1 contro 1 con Ercolessi. All'indietro per Chesulito. Coco in mezzo per Ghi che va a terra.
chiede un fallo che non c'è, poi Mancia sbaglia clamorosamente la misura del passaggio per Bagatini sulla destra, si era allungata bene la Feldi. Qui Resulito regala il pallone alla Feldi, Bagatini, il piattone che andava all'incrocio colpisce in pieno volto Stefano Mammarella, che chiede di fermare il gioco. 3 minuti 08 all'intervallo, rischia di brutto qui l'Acqua e Sapone, Antonio. Mammarella che si appoggia al palo, l'arbitro va a controllare le sue condizioni, chiamato in causa il dottor Nicola Iannacone, il fisioterapista Maurizio Damario, colpito in pieno volto Antonio Mammarella. Sì, e qui notiamo tutte le qualità di Mammarella, è uscito in maniera rapidissima a coprire il tiro con qualsiasi parte del corpo, quindi ha fatto un grande intervento perché era un'azione pericolosissima da parte dell'Eboli. Ghiaccio sul volto per Mammarella, anche sul collo, il pubblico del Palaricopiano che invoca a gran voce il suo nome, ovviamente anche per esorcizzare la paura che Stefano Mammarella debba lasciare il campo. Il dottor Iannacone controlla. Si riprende con Mammarella tra i pali, Boaventura, Bagatini, tornato in campo di nuovo Dudu, Vircolessi sulla sinistra per Mancia, lo controlla Resulito. Qui Resulito con un po' di esperienza si va a riprendere questo pallone, Dudu fa ripartire l'azione, poi Ghi va a riprendere posto dentro l'area di rigore, il pivot Coco Wellington da lontano col sinistro, c'è Boaventura a murare, ancora manovra dell'Acqua e Sapone, 2 minuti e 10 alla fine del primo tempo. La Feldi Eboli conduce per 1-0 al Palaricopiano in una partita fin qui davvero divertente, con tantissimi colpi di scena, giocata a ritmi molto alti, quindi il numero risicato di gol, solo uno, non deve lasciar immaginare qualcosa di negativo. La partita è molto bella e molto aperta, soprattutto molto combattuta ma anche corretta. Andiamo a vedere come l'Acqua e Sapone a 2:04 dalla fine cercherà di rientrare da questo svantaggio. Coco, Murillo per Ghi, Murillo che entra, la suolata di Ghi, poi Murillo infastidito da Poletto, non riesce a calciare bene in porta. Lion lunghissimo per Romano, troppo lungo, non ci può arrivare il numero 4 dell'Italia. Allora di nuovo un possesso per l'Acqua e Sapone, Murillo lungo per Ghi, Nicolodi prende questo pallone, calcia forte di punta, c'è Lion proprio sulla traiettoria ma non riesce a trattenere, Lion concede un angolo. Poi viene richiesto l'intervento dello spazzolone del nostro, eccolo il nostro Angelo Colantoni che va a pulire il campo. Si ricomincia, batte lungo sul secondo palo Coco, ma il destro
al volo di Ghi è completamente fuori misura. Tanto nel corso del primo tempo il Pala Rigopiano si è andato gradualmente riempiendo. Una buona cornice qui, Ercolessi, ma Marella deve uscire in scivolata lontanissimo dalla propria area, ma in maniera molto pulita. Poi Ghi per Nicolodi, sinistro a giro di Nicolodi. Di nuovo Lion con un Bacher da volley più che da calcio a 5, si salva sul tiro improvviso di Nicolodi. 1 minuto e 16. La rimessa in zona d'attacco per l'Acquesapone, lo stesso Nicolodi, riparte da Coco, poi Ghi. Coco, sinistro. La porta è lontanissima. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto. Tres. Romano all'indietro per Bagatini. Poletto. 2 pivot in campo in questo finale. Siamo nell'ultimo minuto, 50 secondi alla fine. Nicolodi si ritrova il pallone tra i piedi, poi Ghi. Troppo macchinoso Ghi. Qui l'Acquesapone butta via un'altra palla pazzesca per pareggiare. Manca un po' di lucidità nelle ultime scelte, nell'ultimo passaggio, nel momento del tiro. Qui spalle alla porta, lunghissimo il retropassaggio per Murillo. 25 secondi, l'ultima azione di questo primo tempo. Murillo, Coco, profondo per Calderolli, Romano in fallo laterale. 21 secondi. Ancora Calderolli, il sinistro. Fuori, 17 secondi alla fine. Aspettiamo di vedere come finirà il tempo prima di un ultimo commento. Qui Poletto contro Murillo, duello tra i due. Palla ancora buona, Murillo va a sradicare il pallone, poi Poletto lo butta a terra. Si prende un giallo sacrosanto, poteva evitarlo perché c'era tutta la sua squadra nella propria metà campo. Ammonito Poletto per la Feldi a 7 secondi dall'intervallo. Comunque ci aspetta un secondo tempo che secondo me sarà ricco di emozioni proprio per le scelte tattiche fatte dai due allenatori. Non si stanno risparmiando niente, stanno facendo una buona fase difensiva, ma tutte e due le squadre hanno prodotto tantissimo gioco nella fase offensiva e con molte idee e anche molto bene. Eh sì, è stato davvero un bel primo tempo, va detto, merito di entrambe le squadre, della Feldi che dopo il vantaggio non ha giocato una partita conservativa, ma ha cercato in tutti i modi di ripartire ai tentativi dell'Acquesapone di pareggiare, che sono stati tantissimi. Qui di nuovo Poletto che spazza un pallone in tribuna per evitare ripartenze. Ultimo secondo, Murillo profondo, sirena, fine primo tempo, Feldi in vantaggio 1-0 contro l'Acquesapone Unicross. Pausa per tutti. Torniamo in diretta al Pala Rigopiano di Pescara, secondo tempo di Acquesapone Unicross Feldi Eboli. Si ricomincia dall'1-0 per la squadra di Francesco Cipolla, gol segnato da Marco Boaventura all'inizio della partita dopo 3 minuti e qualche spicciolo di secondi. Ora si riparte quindi dal minimo svantaggio, 0 falli per le due squadre. Murillo in anticipo su Bagatini, ancora testardo il capitano sulla sinistra, poi va a terra Boaventura, va a terra anche lui, si tocca un ginocchio, è molto dolorante Murillo Ferreira. Probabilmente si sono scontrati nell'azione, i due.
Ricordiamo che nell'Acqua e Sapone Unigross è in tribuna oggi Luciano Avellino e c'è in campo per la prima volta il difensore Dudu, mentre nella Feldi è in panchina solo per onor di firma, non ha neanche tolto la tuta, Jader Fornari. Assenza pesante che però fino a questo momento non ha condizionato l'ottima prestazione della squadra di Cipolla, di cui già abbiamo ampiamente parlato con Antonio Ricci in cronaca nel primo tempo. Antonio, cosa è successo in questo scontro tra Per Murillo è semplicemente una botta, perché per come si toccava dopo, infatti adesso si sta rialzando, mentre credo che sia un problema alla testa, quindi speriamo che non ci sia un taglio o qualcosa del genere per il giocatore della Feldi. Comunque Bellarte riparte con un quintetto decidendo di utilizzare da subito il pivot e mantenendo una linea leggera di palleggio. Vediamo Boaventura che si rialza intanto tra gli applausi del Pala Rigopiano, momento di sport molto bello, tutti che applaudono il numero 70 della Feldi accompagnato dai sanitari del club, a dolore vicino ad un orecchio, l'orecchio sinistro, si tocca con la mano anche Boaventura, applaudito da tutti, deve lasciare il campo, viene praticato anche una borsa del ghiaccio. E qui attenti a Ghi, sinistro, la ribattuta, prova a sorprendere tutti. Sono passati 20 secondi dall'inizio di questa ripresa. È uscito anche Murillo nell'Acqua e Sapone, c'è in campo proprio Dudu. Ora in campo Douglas Nicolodi, Jonas, Coco e Dudu, quindi gioca senza il pivot. Finora tra l'altro nel primo tempo non è stato mai impiegato Carlo Wenu, quindi ha giocato solo Ghi in posizione di pivot. Circolazione di pallone, Jonas che viene in mezzo a calciare con il destro, trova la ribattuta di mancia, si allunga sul parquet la Feldi per far arretrare l'azione dell'Acqua e Sapone. Dudu, Mammarella ancora per Dudu, non ha passaggi il centrale nerazzurro, poi sceglie la linea più rischiosa con Nicolodi e manca l'appoggio a Jonas, quindi di nuovo possesso palla per la Feldi. Bagatini all'indietro per Lion, ecco Lion che esce dai pali, questa volta solo per servire Romano. Guadagna una rimessa ora l'Acqua e Sapone. Passati 2 minuti di questo secondo tempo. Antonio, cosa deve succedere adesso? Cosa deve fare l'Acqua e Sapone per rientrare in questa partita? Ma intanto non perdere equilibrio come magari in qualche gara precedente è successo. Siccome sta sviluppando, ecco un'altra occasione, ha sviluppato molte occasioni da gol, quindi credo che deve continuare su questa falsariga, dando entrambi le alternative del gioco con pivot e gioco con 4 e sfruttare nel momento in cui l'Eboli è bassa anche grandi tiratori che ci sono in questa squadra. Attenti di nuovo al sinistro di Nicolodi dalla distanza, una carta che l'Acqua e Sapone sta tentando più volte dall'inizio della partita. Qui Coco contro Bagatini che commette fallo. Nicolodi all'indietro per Dudu, Coco Wellington ancora per Nicolodi che va giù, ora
C'è il secondo fallo in pochi secondi per la Feldi. Questo è un fattore che potrebbe incidere alla distanza. Attenti a Dudu sulla sinistra, poi frena di colpo, torna indietro la squadra di Bellarte, che comunque gioca molto con il nuovo acquisto, almeno l'ultimo acquisto dell'estate, alla sua prima partita, segno che i tanti mesi di allenamento con la squadra hanno anche creato una certa fiducia nei confronti di Dudu. In allenamento ha mostrato già una buona tecnica e una buona personalità per esordire in Serie A, e oggi forse Antonio lo sta dimostrando, al di là di questo risultato momentaneo. Sì, lo sto osservando in modo particolare. È un giocatore forte fisicamente, naturalmente deve prendere, vedi, adesso ritorna al cambio, deve prendere i ritmi di gioco che li può prendere soltanto giocando. È un giocatore che presta molta attenzione ovviamente per ruolo alla fase difensiva, ma non disdegna il palleggio per quello che poi predilige il mister. Tornato in campo Murillo, anche Jesulito e Calderolli, cambiati tre quarti del quartetto per Bellarte. Di nuovo Lion fuori dai pali. Anche Jesulito oggi sta offrendo una buona prova, quindi buona rapidità, buon palleggio, si sta muovendo molto, a differenza magari di qualche partita precedente dove non era stato, non aveva espresso tutte le sue qualità. Sì, anche Jesulito adesso meriterebbe sicuramente un pizzico di fortuna in più in alcune giocate. Acquestapone che ha creato paradossalmente molte più occasioni rispetto alla Feldi nel primo tempo, ma perde 1-0, mancata spesso precisione proprio nel tiro finale o nell'ultimo passaggio. Vedremo se in questo secondo tempo riuscirà a migliorare la mira. Murillo, in verticale per Jesulito. Mammarella riparte da Murillo, scambio con Calderolli. Jesulito, duello pericoloso con Tressa ai limiti dell'area di rigore. È tornato in campo anche Ghi, uno dei due ammoniti della partita insieme a Poletto. Qui Freitas che butta il pallone in tribuna. Andiamo a vedere anche cosa succede sugli altri campi per curiosità. E il Color Max Pescara che pareggia 3-3 sul campo della Cybertel Aniene. Ovviamente gli sportivi abruzzesi. E qui c'è il gol di Calderolli che trova l'angolo incredibile. 4 minuti e 33, pareggio dell'Acqua e Sapone Unicross. Fabrizio Calderolli, un giocatore molto atteso dal pubblico. Gran gol di Calderolli, che angolo che trova. Il suo genio era una delle cose che servivano di più forse adesso a Bellarte. Antonio, questo è un gol alla Calderolli. Questo è un gol alla Calderolli, io l'ho avuto per tanti anni e lui ha questa diciamo così, genialità, anche se non è così, c'ha una competitività che magari delle volte gli riescono anche cose belle, ma sono sempre dovute a quella cattiveria agonistica che l'ha contraddistinto in tutti questi anni che è stato in Italia. Anche se dietro a questo gol secondo me c'è un grande errore tecnico di lettura da parte di Lion, che in una difesa tutta schierata ed è andata a abbandonare i pali della porta. Eh sì, è uscito praticamente di quei 2-3 passi forse in più che hanno permesso a Calderolli di rischiare questo tiro angolatissimo, perché ha lasciato la visuale scoperta a Calderolli, diciamo, della porta. Certo che anche Lion, dall'alto della sua esperienza, probabilmente doveva sapere
che Calderolli da lì poteva metterla sull'incrocio dei pali opposto. Tanto è stato buon per l'Acqua e Sapone Unicross, che ha pareggiato i conti. 14 minuti e mezzo alla fine di questo secondo tempo, 1-1, ammonito Boaventura che non rispetta la distanza. Ora si scalda anche il pubblico qui al Pala Rigopiano. Proprio Calderolli, suolata per Murillo, palla profonda per Ghi che non ci arriva. Poteva essere una buona idea. È tornato in campo nella Feldi Marco Ercolessi con Tres, Boaventura e Poletto. Boaventura pressato, la deve buttare un po' alla cieca. Intanto la Camedoston è inarrestabile, vince 2-0 sul Lido di Ostia, mentre il Petrarca Italian Coffee conduce 2-1 sul Genova, uno scontro salvezza. Ecco Ghi, su questa ribattuta va a riprendere il pallone, poi Calderolli. Ora la Feldi un po' intimorita da questo pareggio, bassa davanti a Lion. Qui Ghi si gira, riesce anche a calciare, poi incita i tifosi nerazzurri. Bella parata qui di Lion, perché il tiro non era irresistibile ma poteva sorprenderlo. E poi la girata proprio di Ghi che porta a spasso Ercolessi, che protesta, chiede un fallo. Protesta e rischia anche il cartellino Marco Ercolessi, numero 22. Antonio Ghi ha questa esuberanza anche fisica un po' particolare, non da campionato italiano, avevi detto bene tu. No, però ecco, in alcuni momenti forse dovrebbe... Murillo, che gol! Murillo Ferreira! Una bomba di sinistro, ancora sotto lo stesso incrocio dei pali. 6 minuti e 18, l'Acqua e Sapone l'ha ribaltata. In meno di 2 minuti, partita ribaltata, Acqua e Sapone 2, Feldi Eboli 1. Antonio, che gol anche Murillo. No, un gran gol, imparabile. È scesa un po' di intensità difensiva l'Eboli e l'Acqua e Sapone ne ha subito approfittato con due grandi soluzioni personali da parte sia di Calderolli che di Murillo. Scatenata ora la squadra di Bellarte. Ghi con il destro sfiora un'altra volta lo stesso incrocio dei pali, maledetto per Lion. Poi c'è il fallo di Dudu, il duello con Poletto, è il primo fallo dell'Acqua e Sapone, 2 per la Feldi. Si è scaldato il gruppetto dei sostenitori nerazzurri, che prima seguiva con un po' di apprensione la partita visto lo svantaggio. Ora è la Feldi che deve recuperare, mancia Boaventura, Bagatini e Poletto, quintetto ultra offensivo per Cipolla. A 13 minuti dalla fine ci aspetta un ultimo quarto di partita davvero scoppiettante. Restate collegati con noi perché questa partita riserverà ancora grandi emozioni e grandi duelli. Ecco Boaventura, autore del gol iniziale segnato dalla Feldi nel primo tempo.
Mancia Boaventura, il pressing di Calderolli, poi Chesulito, Boaventura sbaglia il passaggio, rimessa laterale in attacco per l'Acqua e Sapone anche Dudu, chiama a raccolta i tifosi. Nicolodi, Dudu, Jonas, palla di Dudu troppo corta, regala il pallone a Poletto, poi Mancia sulla destra, cerca Bagatini sul secondo palo, palla troppo forte, Bagatini non riesce a deviarla in porta, si salva però qui l'Acqua e Sapone, ha rischiato qualcosa. Ora Coco che sbatte con Boaventura. Antonio, se c'è una cosa che deve evitare ora la squadra di Bellarte è proprio quella di avere cali di tensione proprio ora che è la ripresa. Ma più che cali di tensione deve essere equilibrata, in questo momento è in vantaggio e quindi sì, deve continuare ad esprimere il suo gioco offensivo, però naturalmente non mettersi. Entrate pericolose da una parte e dall'altra, l'ultima è di Dudu che si prende il giallo. È proprio questo che non deve accettare in questo momento della partita. Sì, grande agonismo come e grande intensità sia nella fase di palleggio che nella fase di pressione, però non conviene accendere la partita in questo momento, ma dovrebbe essere cinica e trovare per provare a chiudere questa partita, dove in questo momento la Feldi ha fuori sia Sergio Romano che Marco Ercolessi, e quindi, come dicevi tu, è una squadra molto votata all'attacco. Eh sì, tra l'altro Cipolla sta insistendo da un po' con questo quartetto di movimento molto offensivo. Si è alzata l'intensità dal punto di vista agonistico, anche un po' del nervosismo sul campo. Prima abbiamo visto interventi al limite da una parte e dall'altra, con l'ultimo di Dudu palesemente da cartellino, quasi da cartellino arancione, un placcaggio che in un altro momento della partita poteva anche costargli qualcosa in più, per fortuna solo un giallo. I falli sono 2-2, dalla distanza Bagatini, all'indietro per Lion, Boaventura, buona la palla per Poletto sulla linea di fondo, che proprio il francese Mammarella non trova nessuno da servire, poi c'è Jonas, solo va giù davanti a Lion, e Lion si prende il giallo e calcio di rigore per l'Acqua e Sapone Unicross. Grandi proteste della Feldi, ammonito anche Mancia, momento di tensione, alta tensione al Palarigopiano. Due ammoniti, terzo fallo per la Feldi. Ora il conto degli ammoniti ovviamente è di 4 gialli per la squadra campana, 2 per l'Acqua e Sapone, Ghie e Dudu. Invece Lion, Mancia, Boaventura, Poletto per la squadra di Cipolla. Calcio di rigore per l'Acqua e Sapone Unicross, tutti con il fiato sospeso. C'è Jonas che si piazza sul dischetto e entra per parare, cercare di parare questo rigore. L'ex Luan Fiusa, classe 98, ex portiere del Caos l'anno scorso per una stagione, uno dei vice di Stefano Mammarella. Saltella sulla linea Luan, Jonas prende una lunga rincorsa,
Palazzetto che trattiene per un attimo il fiato, aspetta il fischio dell'arbitro, ecco il fischio di Cursi. Jonas Pinto col destro e gol di Jonas! 3-1, 8 minuti e 37, triplica l'Acquesapone. Antonio l'ha messa davvero nel verso giusto adesso la squadra di Bellarte. Sì, l'ha messa nel verso giusto, e c'è stata questo momento che la partita si è accesa e ne è uscita molto bene l'Acquesapone. Adesso non ci devono essere cali di tensione e deve continuare, come ci siamo detti prima, ad essere una squadra cinica, magari approfittare di tutti magari le giocate che piano piano comincerà a forzare in questo momento l'Eboli. Eh sì, adesso Cipolla ovviamente ha 11 minuti da questo momento per rientrare nel match, vedremo quali saranno le strategie del tecnico della Feldi. C'è Ghi che protesta. Tornato tra i pali Lion, che in occasione del calcio di rigore probabilmente è stato un po' precipitoso, arrivato in uscita un po' in ritardo al limite dell'area, forse pensava che Jonas non sarebbe arrivato su quella palla, invece Jonas ha azzeccato i tempi del pressing e Lion è andato a toccarlo quando ormai il pallone, Antonio, stava andando quasi sul fondo, non è che Jonas poteva calciare da quella posizione. Doveva essere bravo ad accompagnarlo e basta, quindi diciamo adesso noi non abbiamo le immagini per vedere quanto fallo, viste le proteste dell'Eboli, poteva essere, però certo è stato un intervento comunque sconsiderato da parte di Lion. In questo momento stiamo vedendo Bagatini o Bagatini come meglio lo vogliamo chiamare, in un ruolo diverso da quello che aveva iniziato la partita, facendolo giocare da ultimo in marcatura su Ghi. Probabilmente Marco Ercolesi ha qualche problema fisico, perché in questo momento con quest'arco della partita non è stato sfruttato al meglio, essendo l'unico che ha le caratteristiche per poter marcare Ghi. Sì, intanto Ercolesi è in piedi accanto a Cipolla insieme a Boaventura, probabilmente rientreranno entrambi nei prossimi minuti. Siamo entrati adesso ufficialmente nell'ultimo quarto di questa partita, qui Ghi che non riesce a controllarla. 9 minuti e 21 alla sirena. Tornato in campo Ercolesi, qui la palla lunga per Tres, esce a valanga Mammarella, la butta in tribuna, applausi per il portierone della nazionale italiana. Credo che tra qualche minuto cominceremo a vedere Lion scendere un po' di più, o comunque iniziare a giocare con il quinto di movimento, anche se dalla panchina non si vede ancora nessun movimento. Qui c'è ammonizione anche per Romano, terzo fallo della Feldi. Il quinto ammonito per la Feldi, sono davvero tanti adesso.
8 minuti e mezzo alla fine della partita, 3-1 per l'Acqua e Sapone Unigross. Come ci ha già preannunciato Mister Ricci, probabilmente a breve attenzione a Calderolli. Lion qui è uscito bene con i tempi, Calderolli ha calciato anche un po' in maniera debole. Nicolodi, scusate, sì, Nicolodi. 8 minuti alla fine, dicevamo, tra poco vedremo sicuramente Lion fare il portiere di movimento, perché nella Feldi normalmente è proprio lui, il numero 2 con la maglia giallo fluo, ad uscire dai pali per aggiungersi ai 4 giocatori. Non c'è il classico cambio, sfruttare il tiro del portiere brasiliano, ma anche le buone capacità di passaggio. Qui Dudu, Mammarella che esce dai pali, serve Jonas a sinistra, il tocco di Jonas per Nicolodi è corto. Ricomincia la Feldi, 7 minuti e 20 secondi alla sirena. Antonio. Fossi in Cipolla ci comincerei a pensare, perché la situazione dei falli è ancora agevole da parte dell'Acqua e Sapone, e in questo momento la cosa che meglio gli riesce è questa forte pressione, tenendo lontano dalla porta l'Eboli. Quindi credo che se continua in questo modo l'Acqua e Sapone, credo che l'Eboli non avrà molte occasioni di giocata. Eccone una per esempio in questo momento, ma è solo casuale. E vedo che Cipolla in questo momento la panchina già sta cominciando a dare indicazioni con la lavagnetta, quindi prevedo che a breve ci sarà questa nuova soluzione. Attenzione a Gesulito che tocca col sinistro, con l'esterno, lo spagnolo. Palla recuperata ad un passo dalla linea di porta della Feldi. Qui Romano si ritrova in posizione di pivot, si gira col destro, non trova la porta, era rimasto incredibilmente col pallone tra i piedi in mezzo a 2 giocatori dell'Acqua e Sapone. Sergio Romano, uno degli ex, che proprio con il qui presente Antonio Ricci in panchina ha vinto una Winter Cup con la maglia dell'Acqua e Sapone Unigross. O ci sbagliamo, vero, no? No, assolutamente sì, e facendo una partita straordinaria. Quella finale, gliel'ho detto anche qualche giorno fa risentendolo, fu il migliore in campo e fu decisivo per tutta la partita. Una bellissima finale contro il Pescara, all'epoca allenato da Fulvio Colini. Torniamo in diretta, 6 minuti alla fine. Coco Wellington, Gesulito, Jonas, qui vanno giù sia Jonas che Poletto. Il fallo è di Poletto, però è il 4º fallo della Feldi che ha 5 ammoniti e 4 falli. Antonio, a 5 minuti e 51 dalla fine, situazione anche questa. A maggior ragione la scelta del quinto, e vediamo Tres con la maglia del portiere in movimento, e anche il time out credo chiamato. Ed ecco il time out di Cipolla, quindi pausa anche per noi.
riprende, e già la scelta iniziale, quella dell'Acqua e Sapone, è quella di, almeno in questa fase iniziale, di non dare pressione nella partenza, quindi di fargli giocare liberamente questa situazione di gioco. Si schiera a rombo nella fase difensiva in questo momento e riesce a trasformare Massimiliano. Sono un po' di anni che difende in questo modo, sempre con ottimi risultati. Allora vedremo quali frutti porterà la manovra col portiere di movimento di Cipolla, che questa volta, come sempre, per il gusto di smentire noi telecronisti, non ha giocato con Lion. Qui c'è il quarto fallo dell'Acqua e Sapone, un fallo di Coco su Poletto. Chiedono un cartellino per Coco i giocatori della Feldi, non c'è però sanzione disciplinare. 5 minuti e 1 secondo alla sirena finale, punizione davanti alla panchina nerazzurra della Feldi. La batterà, dicevamo, Tres con la maglia giallo fluo, che ha preso il posto di Lion. Come abbiamo detto, per smentire le nostre teorie, abbiamo detto che di solito la Feldi sfrutta Lion come quinto di movimento, oggi invece gioca Tres, quindi è un grande classico della telecronaca, che in campo succede l'opposto di quello che diciamo. Sta ancora ridendo Cavironi, che una settimana fa avevamo detto aveva perso il duello con Avellino, invece poi si è girato, ha fatto un gol pazzesco. 4 minuti e 45, Mancia, Boaventura, l'Acqua e Sapone tutta davanti a Mammarella. Qui il passaggio è sbagliato, c'era un angolo per l'Acqua e Sapone, Calderoli lo va a battere, cerca di batterlo velocemente, ma rientra tutta la Feldi. Allora si ricomincia dalla metà campo nerazzurra. Jonas all'indietro, poi Coco, sempre giocate di alta qualità tra Coco, Jonas, Calderoli e Murillo. Ora c'è un quintetto di altissimo profilo sul campo. Qui la svolata di Jonas per Murillo, poi Boaventura capisce tutto, fa ripartire la Feldi. Mancia al centro dell'area per Poletto, ma l'Acqua e Sapone di nuovo capisce tutto. Poi Mammarella non rischia. 3 minuti e 58, di nuovo Tres, portiere di movimento per la Feldi. Boaventura, il destro, non trova la porta, scappa Calderoli, Mammarella prova a servirlo con le mani, di pochissimo, il pallone non ha la misura giusta. Poletto contro Dudu, il Lion non riesce ad uscire, ora ce la fa, quindi dentro Tres. 3 minuti e 20, proprio Tres cerca Bagatini sul secondo palo, poi Coco vicinissima al poker l'Acqua e Sapone, grande pallonetto di Coco da una porta all'altra, era vuota la porta della Feldi, palla fuori di pochissimo. Pressione ancora di Coco su Mancia. Un'ottima prestazione collettiva oggi dell'Acqua e Sapone, Antonio, anche dello stesso Dudu che ha esordito, dello stesso Ghi che ha mancato un po' di precisione, ha avuto un momento di nervosismo nel primo tempo che gli poteva costare anche caro, poi ovviamente è rientrato, adesso difendendo col portiere di movimento per Ghi non c'è molto spazio. Se nelle altre partite qui in casa siamo stati abbastanza critici spesso, perché l'Acqua e Sapone ricercava nelle giocate personali la soluzione delle partite, oggi per la prima volta devo dire che ho visto una squadra esprimere un bel gioco collettivo a prescindere da quale sarà il risultato, quindi la prestazione comunque vada è super positiva.
Sicuramente d'accordo col mister, come positiva è stata la prestazione anche della Feldi, sicuramente nel primo tempo, meno nel secondo finora. Mancano 2 minuti e 20, tutto ancora aperto come sempre nel futsal per la squadra di Cipolla, che sta premendo col portiere di movimento per cercare di quantomeno pareggiare dal 3-1 per la squadra di Bellarte. Qui Coco capisce tutto, poi Calderolli salta netto, Tres, si invola Calderolli, finisce fuori dalla linea del fallo laterale. Se avesse controllato questo pallone sarebbe stato un guaio veramente grosso per la Feldi. 2 minuti alla fine della partita, ancora la manovra della Feldi con il portiere di movimento nella metà campo dell'Acqua e Sapone, tiro deviato. Andiamo a vedere anche cosa succede sugli altri campi. È finita 3-3 Aniene Color Max Pescara, un buon risultato per l'Abruzzo, ed è finita 2-1 Camedosson Lido di Ostia. Lido di Ostia di nuovo ad un passo da un grande risultato come martedì scorso. E oltretutto senza, credo, in panchina uno degli allenatori migliori italiani come Roberto Matranga, perché ho letto poco fa la notizia che c'è stato l'accordo tra società e allenatore di non essere più l'allenatore del Lido di Ostia. La squadra, la neopromossa, insomma, laziale, che cerca punti salvezza. Il quinto fallo della Feldi Eboli a 1 minuto e 18 dalla sirena finale. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto, è tornato Lion tra i pali della Feldi, quindi Bellarte rimette in campo Ghi, che non rischierei essendo ammonito, e per com'è caratterialmente non c'è bisogno di averlo in campo, ma delle volte bisogna avere anche chi aiuta Massimiliano in panchina. qui Calderolli, duello con Boaventura, Calderolli riesce a mettere il pallone, poi Ghi va a pressare Mancia, c'è anche Jonas, 45 secondi alla fine, l'Acqua e Sapone vicina ad una vittoria anche pesante per la classifica, potrebbe portarla di nuovo nella zona delle teste di serie del campionato. Jonas il sinistro ad incrociare, lo deve parare Tres perché non c'è tempo di cambiare il portiere. 39 secondi alla fine, l'Acqua e Sapone può chiudere attaccando questa partita. Murillo salta Mancia, ancora una gran palla per Jonas, poi la palla di Jonas, Murillo che viene strattonato fino a carambolare contro il palo, guarda l'arbitro come per dire questo è fallo, ma fallo non è. Mancano 25 secondi, ora l'Acqua e Sapone deve solo amministrare i 2 gol di vantaggio, fatica a farlo perché la Feldi in questo flipper in mezzo al campo, qui la sbroglia Murillo che calcia in profondità, Tres che non è un portiere invece regala un angolo. A 10 secondi dalla fine ancora l'Eboli che può provarci, Poletto al limite, torna Coco, poi Mammarella si toglie lo sfizio, Stefano Mammarella 4-1, segna anche lui, il numero 1, il portiere più forte del mondo, Stefano Mammarella. Acqua e Sapone Unicross 4, Feldi Eboli 1, l'Acqua e Sapone vince l'11ª giornata, mancano 4 secondi.
È finita qui, quindi 4-1 per l'Acqua e Sapone Unicross sulla Feldi Eboli. Grazie ad Antonio Ricci per il commento tecnico. Ci vediamo venerdì prossimo alle 17 per Acqua e Sapone Unicross Meta Catania. Arrivederci.